anni fa, precisamente il 6 maggio del 1976, alle ore 21 circa, una scossa violentissima di terremoto ha colpito il Friuli, cancellando in pochi minuti paesi, vite, certezze, quasi 1000 morti, decine di migliaia di feriti, oltre 100.000 sfollati. Paesi come Gemona, Venzone, Maiano, Buia, Osopo, Artegna, Pinzano, Forgaria e altri ancora furono ridotti in macerie. Ma proprio da quella notte si diede inizio ad una delle più straordinarie prove di riscatto civile della storia repubblicana. Proprio da quelle rovinose macerie il Friuli si rialzò con fierezza, rimboccandosi le maniche e diventando un esempio di operosità e modello di ricostruzione per l'Italia intera. Per commemorare questo tragico e allo stesso tempo significativo evento, la Filarmonica Sanvitese apre il concerto per la Festa della Repubblica con l'inno del Friuli, dal titolo Inquintri al domani, una composizione su testo di Renato Stroili Burisatti e musica di Walter Sivilotti. In alt, o Fradis, o int di Aquilee, devant della storie, di front dal domani, sin flame, che vif per stradis dal mont, sin non, di une patrie, sin fis, dal Friuli. Scolto Friuli, potiere di libars, di lenghis e populi, ses chase di pas, dai secoli, i paris nus clamin ad unum, a fasi lidris di un unic distin. In alt, o Friuli, o patrie messante, di fuarce e sperance, si viest la toint, un popol sigur, calciamine telus, inquintri al domani, inquintri a sei fis. Ecco a voi la Filarmonica Sanvitese e il suo direttore, il maestro Simone Comisso.